interventi, grazie a tutti, grazie davvero a tutti, perché non sono stati interventi di circostanza, saluti di circostanza, sono stati interventi dal contenuto importante che aprono per noi un momento di riflessione e che certamente ci aiuteranno nel nostro lavoro. Come sapete, domani infatti svolgeremo la parte interna dei nostri lavori. Abbiamo nei mesi scorsi lavorato all'elaborazione di una tesi congressuale che abbiamo chiamato Resistenza, ricomposizione e rilancio. È una tesi congressuale che si occupa della parte, diciamo così, interna, del funzionamento interno del nostro partito, senza però trascurare temi che sono centrali per la nostra terra. Dai temi economici ai temi dei trasporti, dello spopolamento, della speculazione energetica. Domani affronteremo questi lavori per poter operare meglio nel prossimo futuro e questi lavori saranno sicuramente illuminati dai vostri interventi. E non lo dico per piaggeria, lo dico perché realmente noi riteniamo che il confronto con le altre organizzazioni politiche, con gli altri soggetti a noi affini sia fondamentale. A tutti quei soggetti che fanno parte della comunità, anche a me piace questo termine, lasciatemelo dire, della comunità degli indipendentisti. E anche gli inviti che noi abbiamo fatto a questo congresso li abbiamo fatti tenendo conto di questa affinità che ci lega a tutti voi che siete qua presenti. Non abbiamo fatto degli inviti di circostanza, invitiamo gli altri soggetti politici. No, abbiamo deciso di invitare i soggetti politici, le associazioni che sono più affini con noi, con i quali abbiamo un dialogo aperto, con i quali abbiamo intenzione di dialogare. Noi siamo fermi sostenitori della forma partitica. A noi il partito piace, perché lo riteniamo uno strumento organizzativo che è capace di esprimere attraverso un processo democratico, un funzionamento democratico, analisi, idee e azione politica. Quindi siamo fortemente gelosi di questa nostra idea di partito che attraverso questo congresso vogliamo rafforzare. Vi garantisco che organizzare questo congresso, intanto vi ringrazio perché tanti di voi ci hanno dato atto di questo, perché organizzare questo congresso non è stato semplice, è stata una sfida, perché è un congresso che stiamo organizzando da qualche mese. Sarebbe stato molto più semplice rinchiuderci in una saletta, farci la nostra riunione, approvare la nostra tesi congressuale, eleggere il segretario, il presidente e così via dicendo, e insomma, meno faticoso, no? E invece abbiamo voluto dare un segnale al Movimento di Liberazione Nazionale. Abbiamo voluto intanto fortemente che una parte importante di questi lavori fosse questa serata, che è ben riuscita, e voi ci avete
in maniera straordinaria ha dimostrato che abbiamo raggiunto l'obiettivo che volevamo raggiungere. È stata una sfida, in tempi di pandemia, difficoltà ad incontrarsi, per organizzarlo. Pensate anche all'elaborazione della tesi congressuale, scrivere, discutere, parlarne, correggere, eccetera. È stato davvero una sfida, ma siamo, come dire, siamo riusciti, e questa serata, a conclusione di questa serata dico, lo rifaremo 1000 volte. Lo rifaremo 1000 volte, lo rifaremo 1000 volte anche in questo posto, perché anche il posto è importante. Abbiamo voluto questo posto, non è che è capitato così a Rizzo, no? No, l'abbiamo cercato. Ripeto, sarebbe stato più semplice farlo a Cagliari, a Oristano, insomma. No, è stato anche più faticoso per voi forse raggiungerlo questo posto. No. Però immagino Passeggiare. che tutti voi siate contenti come noi di aver potuto esserci potuti incontrare sotto questo noccioletto e contribuire tutti ai lavori del nostro partito. L'ultimo anno è stato un anno difficile, però è stato un anno anche ricco di soddisfazioni, perché ci siamo fatti coinvolgere anche da questa cosa che sta nascendo, da questo dialogo e stora, come vedete ci teniamo a rimarcarlo. È un percorso entusiasmante per noi, la collaborazione, l'elaborazione, la partecipazione al blog Elis, insomma è stato un anno difficile per tanti punti di vista, ma per noi fruttuoso, e speriamo che sia soltanto l'inizio. Tante cose sono state dette, ho preso un sacco di appunti, ma questa ovviamente, capite, non è la sede per fare un'assemblea. Io immagino, e ne sono certo, avremo tante occasioni per poter discutere delle cose che sono state dette oggi. E noi voglio concludere dicendo che intanto il nostro partito, perché è un argomento che è stato toccato da più parti e ritengo che sia davvero importante, noi vogliamo servire da strumento di supporto per gli amministratori, attingendo però dall'esperienza che loro maturano quotidianamente. Dobbiamo aprire questo scambio. Noi vogliamo veramente lavorare in questo senso, perché effettivamente è dalle comunità, dai Vidas che dobbiamo partire. Concludo dicendo, Gavino, noi siamo qui per evitare di dover firmare quella resa di cui tu parlavi. E vi leggo 2 righe, che è un appendice finale della nostra tesi, che andremo a discutere domani, ma che secondo me racchiude un po' anche, come dire, tante delle cose, delle esigenze che dai vostri interventi sono emerse. Il nostro cammino sul terreno organizzativo non sarà lungo ma lunghissimo, ma stando sul terreno del principio di realtà, tutt'altro che impossibile. Altri soggetti impegnati nella battaglia per l'autodeterminazione sparsi nel mondo sono riusciti. Cercare anche nelle loro esperienze soluzioni innovative e percorsi comuni è un altro fenomenale ambito di intervento. Il tema dell'organizzazione è centrale, deve coinvolgere tutto il corpo del partito. Va data maggiore cura al tesseramento e nell'ambito del processo di dialogo e stora ogni attivista deve conoscere personalmente gli attivisti delle altre organizzazioni. Momenti comuni, anche di sperimentazione organizzativa e finanziaria, vanno incoraggiati immediatamente. Qui è la vera sfida, è nuova, dell'indipendentismo sardo. Costruire organizzazioni plurali che non si vogliano necessariamente fondere,
ma che in un quadro di intenti comuni possano convivere sotto lo stesso tetto. Questo passaggio rafforzerebbe non solo le organizzazioni in questione, ma anche e soprattutto il movimento di liberazione nazionale. Grazie ancora.